Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme, abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Massimo Cestaro, segretario SPCGIL del Veneto. Grazie segretario. Buongiorno a tutti. Con cui abbiamo affrontato di volta in volta i vari passaggi della legge di bilancio fino ad arrivare praticamente adesso, quindi la commenteremo insieme. Per il sindacato dello SPI i conti non tornano alla prova dei fatti e quindi cercheremo di capire che cosa non torna, e lo faremo non solo con il segretario che si occupa anche della parte esplicativa ma politica, ma anche supportati dall'Inca. Infatti Gloria Germel, ben ritrovata, patronato Inca Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Ben arrivata. Bisogna forse regolare l'audio a Gloria perché non la sento molto bene. Allora, intanto, mentre magari controlli di essere vicina abbastanza al microfono. Pronto? Sì. Pronto? Eccola. Riprovo. Ecco, allora, segretario, ci racconti un attimo che cosa è successo e qual è la situazione anche demografica che stiamo affrontando in questa primavera demografica. Allora, sì, no, è successo che sulla manovra pensionistica sono stati fatti ancora degli interventi che riducono significativamente gli aumenti previsti per le pensioni in ragione dell'inflazione. Noi sappiamo tutti che veniamo da un periodo di inflazione molto alta, diciamo stimata attorno all'8%, ma in realtà molto più alta se si parla del cosiddetto carrello della spesa, dove siamo arrivati tra il 12 e il 14% di inflazione, e quindi periodicamente le pensioni vengono adeguate all'incremento del costo della vita, se non che questo governo sia nell'anno precedente che anche in questo anno non ha adeguato al 100% le pensioni rispetto all'incremento, ma ha garantito un incremento del 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo e poi a scalare, e quindi con pensioni molto alte con un incremento del circa 20% di quello che sarebbe stato l'aumento previsto. Naturalmente, come abbiamo detto tante volte, noi abbiamo fatto una grande manifestazione a Roma settimana scorsa su questa cosa, perché continuano questi tagli, cioè il governo continua a fare cassa sulle pensioni. E va detto che ogni euro che il pensionato perde oggi lo perde per tutta la vita, quindi diciamo... volevo chiedere, lei ha detto questa cosa, l'aveva già ripetuta. Se però come ogni anno intervengono con varie modifiche legislative, in finanziaria, se c'è un'altra modifica può essere che lo recuperi? Cioè se c'è qualche provvedimento... No, è proprio perso, no? Tecnicamente è perso, insomma, cioè, nel senso dovrebbe nella manovra futura applicare il 100% di inflazione per tutti e recuperare anche il dato pregresso, cosa che insomma escludo che possa succedere. Però la cosa che mi interessa dire in questa giornata è un po' questo. Ora, noi siamo di fronte a continue iniziative di tanti governi sul fronte previdenziale, e questo per una ragione fondamentale, cioè la nostra società cambia. E cambia pesantemente. Ci sono questi dati Istat relativi al censimento 2022 che sono dati allarmanti, cioè ci dicono che, adesso non stiamo qua a fare numeri, ma la popolazione anziana aumenta molto di più rispetto ai giovani. Per dirla in breve, per ogni bambino ci sono 5 anziani, e il rapporto tra, diciamo, il numero degli anziani, quindi over 67, in rapporto alla popolazione in età da lavoro è quasi il 200%. Quindi sono dei numeri che, dice l'Istat,
nel 2050, il 2050 è domani mattina, tanto per capirci, salterà tutto il sistema previdenziale e assistenziale. Perché? Perché, come dice la nostra Costituzione, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, non è un'affermazione, come dice, astratta, nel senso che tutto il sistema previdenziale e assistenziale è costruito sul lavoro. E naturalmente se la popolazione attiva si riduce, aumentano gli anziani, quelli che lavorano con retribuzioni basse, abbiamo visto anche qua dati che le retribuzioni in Italia sono molto più basse rispetto alla media delle retribuzioni europee. Se questa condizione continua, noi non avremo più di fronte la necessità di operare dei tagli sulle pensioni, ma rischia di saltare il sistema previdenziale e anche il sistema assistenziale, perché la base occupazionale non è nelle condizioni di reggere il sistema di welfare che abbiamo conosciuto e che abbiamo costruito. L'altro dato preoccupante viene dall'Ispettorato del Lavoro, ci dice che questo ultimo anno 44.000 donne hanno lasciato il posto di lavoro perché non riescono a conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. Ovviamente intendiamo tempi di vita, si intende i tempi familiari. Sono tantissime. Sono tantissime. Questo la dice lunga sul fatto che non solo il paese invecchia, che in sé sarebbe un dato positivo, cioè il fatto che la vita media si allunghi non può essere considerato che un dato positivo. Il problema è che queste generazioni di anziani rischiano di non avere il supporto produttivo, cioè un sistema paese che regga le condizioni che sono necessarie perché questa anzianità venga vissuta dignitosamente. Questo è il punto. Allora, per esempio, dal punto di vista demografico, per dirla come la diceva qualcun altro, anche se ci dessimo da fare alla grande, diciamo, in queste giornate di festività, il prodotto lo vedremo almeno tra una ventina d'anni, insomma, certo. Diciamo così. Quindi, per esempio, tutta questa discussione francamente un po' assurda sull'immigrazione andrebbe rivista anche alla luce di questo aspetto. Tra l'altro noi abbiamo ormai tutte le aziende che ci dicono che hanno bisogno di manodopera e quindi probabilmente, facendo ovviamente un'operazione intelligente di inserimento di lavoratori extracomunitari in maniera ovviamente regolare, eccetera, eccetera, certo. Quindi nessuno pensa, insomma, di sanare le irregolarità, ma insomma provare a immaginare se questa può essere una fonte importante sia per un dato elementare, diciamo così, di accoglienza e di umanità, ma anche perché, come si sono persone che con il loro lavoro possono garantire gli standard che in qualche modo abbiamo ottenuto fino adesso. Ci sono alcune operazioni interessanti, magari ne parleremo più avanti, di immaginare forme di formazione professionale fatte per questi lavoratori nei loro paesi di origine, con l'obiettivo di essere assunti, quindi regolarizzati, sia in termini di inserimento nel nostro paese che inserimento nei posti di lavoro, in modo tale da sconfiggere anche per questa via quelle forme vergognose di vendita delle persone. Quindi insomma ci sono alcune operazioni da fare. È evidente che se con calma e con intelligenza non si mettono mano a questi elementi, noi finiremo sempre per avere la necessità di ritoccare il sistema pensionistico. Finora i ritocchi sono stati... vuol dire che cosa? Abbassarlo? Vuol dire ridurre pesantemente i rendimenti, ridurre gli adeguamenti e questo diciamo
se non è accompagnato anche con una revisione del nostro sistema previdenziale e assistenziale, la cosa rischia di essere sempre in peggio, insomma, che è una delle ragioni per le quali stiamo chiedendo, anche se il governo non ha risposto, anzi ha risposto negativamente, chiedendo di aprire un ragionamento per esempio sulle retribuzioni. Adesso c'è questa discussione purtroppo affossata sul salario minimo, rispetto al quale mi preme dire che non è sufficiente solamente avere una retribuzione oraria dignitosa, i cosiddetti 9 euro, sì, ma occorre fare un ragionamento anche sulla precarietà, perché se porto anche la paga oraria minima a 9 ore, ma quella persona mi lavora 3 ore alla settimana, quello non ha risolto il suo problema esistenziale, ecco, e neanche se lo porti a 20 euro la paga oraria, quello lì con 3 ore a settimana, certo, riesce ad avere una retribuzione. Quindi c'è il tema di garantire la retribuzione dignitosa, ma anche una lotta contro la precarietà e quindi ragionare sempre più con rapporti di lavoro stabili che diano prospettive anche ai giovani, insomma, perché una delle cose che ti dicono tutti quanti i lavoratori più giovani, anche quelli che hanno un posto di lavoro tra virgolette sicuro, è che non sanno esattamente il giorno dopo quello che gli succede. Assolutamente. E quindi anche in termini di mettere al mondo figli, fare famiglia diventa tutto quanto più complicato. Cioè noi abbiamo bisogno di stabilità, sia dal punto di vista delle condizioni materiali delle persone e sia anche rispetto alle prospettive. Lo interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità. Allora, benissimo, riflettiamo su questi aspetti. Le generazioni attuali effettivamente si proiettano su altri orizzonti per ovviare a una situazione che su questa sono nati e questa è di fatto, non vede proiezioni diverse, e questo sta succedendo, l'abbiamo analizzato col segretario. Poi entriamo nel concreto dei vari tipi di situazioni pensionistiche anche con l'INCAT dopo la pubblicità, tra poco.